Seconda corsa, premio Malaika, è una reclamare alta per cavalli di 3 anni. Sono in 9 il via dopo il ritiro del numero 2. 1 Azar, Max Castaldo, 3 Atos dei Greppi, Antonio Di Nardo, 4 Alessandra Lux, Riccardo Pezzatini, 5 Ameripan, Salvatore Valentino, 6 Alba dei Greppi, Roberto Andraghetti. In seconda fila 7 Anni Pan, Francesco Virzi, 8 Allison P, Sandro Capenti, 9 Alba di Rob Winner, Gianvito D'Ambroso, 10 Aspramare Ama, Roberto Vecchione. Buono l'allineamento. Stacco della macchina. Veloci Alessandra Lux e Alba dei Greppi. Prova l'azione di sfondamento Roberto Andraghetti con la fila di X-Block, manovra che riesce, quindi Alba dei Greppi al comando davanti a Alessandra Lux, poi Azar davanti a Danny Pan, 200 metri in 14,9 con in vantaggio Alba dei Greppi su Alessandra Lux. Sempre Azar in terza posizione, vediamo di fuori Atos dei Greppi che si trascina Amelie Pan. Ora cerca di rallentare il ritmo Roberto Andraghetti, arriviamo al paletto dei 400 in 31. Alba dei Greppi in vantaggio, davanti sempre ad Alessandra Lux, il compagno di paddock della battistrada, avanza gradualmente Atos dei Greppi. Si trascina Amelie Pan, poi a largo anche Aspramare Ama e accenna a spostare anche Alba di Rob Winner. 600 in 47,4, ritmo blando. Passaggio davanti alle tribune. Sempre in vantaggio la figlia di X-Block, ora avvicinata da Atos dei Greppi. Sempre seconda la corda Alessandra Lux a precedere Azar. Poi Ameripan di fuori davanti ad Aspramare Ama. Siamo ormai a compimento del chilometro passato dalla battistrada in 1:17,9. Sempre Atos dei Greppi all'esterno davanti ad Alessandra Lux. Ora Atos dei Greppi fa sul serio, va a attaccare la femmina. Duello tutto dei Greppi, poi Aspramare Ama vuole interferire, avanza in terza ruota, retta di là passata in 14,4, ora allunga Alba dei Greppi, si trascina Alessandra Lux, rimane un po' lì Atos dei Greppi, sembra più efficace l'azione di Aspramare Ama. Ultima curva passata in 14,4, Alba dei Greppi in netto vantaggio, tenta lo stacco, la lotta ormai è solo per il secondo posto, Alba dei Greppi viene a dominare, mentre per il secondo Aspramare Ama ha la meglio su Atos dei Greppi. 1:15,4 la media al chilometro per Alba dei Greppi, Roberto Andraghetti, il training di Alessandro Raspante, i colori di Francesco Orsini. La nona vittoria in carriera per questa figlia di Exploit CAF che viene a vincere da favorita. Rivediamola in retta d'arrivo alla quota di 1,83.